perché i lavoratori scelgono di andare a lavorare o presso le ULSS o altre case di riposo? 80 professionisti in meno da quando c'è questa conduzione. Noi chiediamo all'amministrazione che deve intervenire. Le due case di riposo comunali ISAC di Bassano continuano a perdere pezzi, perdono servizi esternalizzati, soprattutto perdono personale. E la segretaria generale della funzione pubblica della CISL Vicentina, Elena Tonelli, lancia un appello al consiglio di amministrazione dell'ISAC e alla stessa amministrazione comunale di Bassano. Non possiamo far sì che l'eccellenza che era del bassanese, cioè l'ISAC, possa essere ridotta ai minimi termini come adesso. In tutto questo i vertici ISAC si concedono un bonus produttività da 60.000 euro. Noi ci stiamo domandando perché questo ente che dichiara di avere problemi di bilancio può permettere di non pagare gli straordinari ai lavoratori che li hanno fatti e gli sono dovuti, ma permette questi bonus, perché insomma 60.000 euro sono lo stipendio di almeno 2 operatori sociosanitari, ok? E anche perché in questo frangente anche alcuni dirigenti della casa di riposo sono stati premiati e ci chiediamo premiati su cosa, se la casa di riposo è a questo livello? Ora dicono basta. Proclamato lo stato di agitazione, è stata chiesta una conciliazione davanti al prefetto. Nel frattempo, lunedì sit-in di protesta da mezzogiorno all'1:30 davanti allo Sturm. E non è tutto. Non escludiamo di arrivare a quello più estremo che è lo sciopero.